Celebriamo oggi la festa di San Rocco e quindi, sia pure brevemente, ripercorriamo le tappe fondamentali della sua vita, perché le vite dei santi hanno sempre di che istruirci. Intanto San Rocco nasce a Montpellier nel 1345, tra il 1345 e il 1350. Quasi ventenne, resta orfano di entrambi i genitori e, seguendo il Vangelo, vende tutti i suoi beni, dona il ricavato ai poveri e parte in pellegrinaggio verso Roma, che era uno dei tre grandi pellegrinaggi del tempo: Santiago de Compostela, Terra Santa, Roma. In quegli anni l'Italia è colpita da una gravissima epidemia di peste e quindi nel suo viaggio verso Roma Rocco spesso si imbatte in persone appestate, appunto. Se ne prende cura, come il buon samaritano. Vede, prova compassione, si ferma, soccorre. E poi a questo si aggiunge che spesso, tracciando un segno di croce sugli appestati, questi guarivano e quindi inizia a diffondersi la fama di taumaturgo. Giunge a Roma e lì vi resta per circa 3 anni, poi riprende il cammino di ritorno per Montpellier. Solo che a Piacenza, proprio mentre si sta prendendo cura degli appestati, a sua volta incappa nella peste. E allora si ritira in una grotta, in una capanna nei pressi della città, e lì ogni giorno, così narra la tradizione, un cane gli portava un po' di pane, sottraendolo alla mensa del padrone, che era anche il signore del luogo, che, incuriosito dal comportamento dell'animale, lo segue e incontra Rocco. Resta colpito da questa figura e addirittura vuole diventare suo discepolo. Rocco glielo sconsiglia, guarirà, riprenderà il cammino e questo nobile signore prenderà il posto di Rocco in questa capanna, in questa grotta, conducendo vita da eremita, vita da penitente. Quando giunge a Voghera viene arrestato con l'accusa falsa, evidentemente, di spionaggio. Gettato in carcere, lì vi rimane per alcuni anni e lì muore nel 1376, nella notte tra il 15 e il 16 di agosto del 1376. Immediatamente dopo la morte si scopre l'identità del personaggio, viene sepolto in una delle più importanti chiese di Voghera, poi canonizzato. Il suo culto si diffonde in tutto l'orbe cattolico, tant'è che oggi come oggi è uno dei santi più popolari, è uno dei santi la cui devozione è più diffusa presso il santo popolo fedele di Dio. Ecco, Rocco ha, come dire, incarnato il comandamento del duplice amore: amor di Dio, amor del prossimo. Sono tra loro interconnessi. Come dice San Giovanni nella sua prima lettera, non posso dire con verità di amare Dio che non vedo se non amo il prossimo mio che vedo. Se dico di amare Dio e non amo il prossimo, sono un bugiardo, dice San Giovanni. E nello stesso tempo, condizione di verità, di possibilità e di trasparenza del mio amore per il prossimo è l'amor di Dio. Chi è il mio prossimo? Il mio prossimo è chiunque implicitamente o esplicitamente invoca la mia vicinanza, il mio aiuto, la mia attenzione, la mia cura, il mio affetto. Chiunque. E amarlo cosa vuol dire? Vuol dire volergli bene, volere il suo bene, volere per il mio prossimo quel bene che Dio vuole per lui.
Ecco allora che l'amor di Dio, vi dicevo, diventa condizione di verità, di trasparenza e di possibilità. Condizione di verità in che senso? Qual è il vero bene dell'altro? Soltanto un confronto continuo con la parola di Dio, soltanto vivendo in comunione con Dio, io riesco a scoprire qual è il vero bene dell'altro e con l'aiuto del Signore a realizzarlo. Dice, ma l'affetto non basta. No, l'affetto non basta. L'affetto a volte è di ostacolo alla scoperta e alla realizzazione del vero bene dell'altro. È condizione di trasparenza l'amor di Dio. In che senso? Dovremmo ogni tanto domandarci, ma perché io sto aiutando quella persona? La sto aiutando gratuitamente, disinteressatamente, solo per amore? Oppure lo sto aiutando per dei secondi fini? La sto aiutando per ricevere l'applauso degli uomini? La sto aiutando in vista di un tornaconto economico? La sto aiutando per poter dominare nella sua vita? Occorre continuamente verificare alla presenza di Dio le intenzioni del proprio agire per mantenerle trasparenti. Perché un'azione sia buona, non basta che sia oggettivamente buona, occorre che sia buona anche nelle intenzioni. E infine l'amor di Dio è condizione di possibilità dell'amore per il prossimo. A quale condizione io posso amare l'altro senza continuamente ricercare me stesso? Alla condizione che io custodisca una memoria, la memoria che il mio nome è scritto nei cieli, la memoria che Dio mi ama per primo e mi ama di un amore smisurato, gratuito, incondizionato, immeritato. Custodire la memoria di questo amore mi darà luce e forza per non ricercare me stesso nell'amare l'altro. Ecco, cari fratelli e sorelle, chiediamo a San Rocco che ci aiuti con il suo esempio, con la sua intercessione, a incarnare anche noi nella nostra vita di ogni giorno il comandamento del duplice amore, perché lì sta il segreto della nostra felicità, nel tempo e oltre il tempo. Amen. Ripercorriamo la pagina di Vangelo che è stata ora proclamata. In quel tempo Gesù passava insegnando per città e villaggi, mentre era in cammino verso Gerusalemme, dove avrebbe subito, per decisione delle autorità religiose, dove avrebbe subito la morte per crocefissione. Ultima tappa di un progetto d'amore accolto dalle mani del Padre, incominciato nel tempo con la sua incarnazione, col suo farsi uomo, uno di noi, un progetto finalizzato a mostrare agli uomini il vero volto di Dio, quello di un Padre che ci ama per primo, ci ama di un amore gratuito, smisurato, incondizionato, immeritato. Soltanto mostrandoci questo amore, Dio ci pone nella condizione di poterlo accogliere e così essere liberati dalla incredulità che ci abita, dall'egoismo che ci abita. Un tale gli chiese: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. Quindi Gesù non risponde alla domanda di questo tale che chiede numeri, non risponde
e punta la sua attenzione e vuole che noi puntiamo la nostra attenzione sul come ci si salva. Il numero lo conosce solo il Signore, non ci deve interessare. Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare ma non ci riusciranno. La porta stretta è la porta dell'amore, della compassione, della misericordia, del perdono, della condivisione reciproca. E questo richiede sforzo, richiede lotta, perché va contro l'egoista prepotente che è in noi. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici. Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e hai insegnato nelle nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Signore, abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza, hai insegnato nelle nostre piazze. Questi sono coloro che appartengono alla comunità di Gesù, sono coloro che ascoltano la sua parola e si nutrono del suo corpo e del suo sangue. E però si può appartenere formalmente ad una comunità cristiana, ma non vivere la comunità, non lasciarsi toccare dalle sue gioie, dalle sue sofferenze, dalle sue attese, dalle sue speranze, dalle sue delusioni, dalle sue disperazioni. Appartengo formalmente, però faccio la mia vita. Si può ascoltare la parola del Signore, ma non lasciarsi trasformare da questa parola. Ci possiamo nutrire del corpo e del sangue di Gesù, ma non fare della nostra vita alimento vitale per gli altri, non farci mangiare dagli altri, non mettere la nostra vita a servizio degli altri. L'appartenenza, l'ascolto della parola, il nutrirsi del pane eucaristico non sono garanzia di salvezza. Sono non dei privilegi, sono dei doni che appellano alla responsabilità. A noi che questi doni abbiamo ricevuto, un giorno ci sarà chiesto conto dell'uso che ne abbiamo fatto. A chi più ha ricevuto, più sarà richiesto. Voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando? Domandiamoci allora che uso stiamo facendo dei doni ricevuti dal Signore. Perché può darsi che questi doni non stiano producendo frutto alcuno nella nostra esistenza. Certamente questo frutto manca tutte le volte che le nostre parole, le parole che pronunciamo, sono parole che dividono o che calunniano. Tutte le volte che i nostri sentimenti sono sentimenti di inimicizia o di orgoglio. Tutte le volte che i nostri comportamenti sono comportamenti omissivi. Vediamo il bene e non lo facciamo.
Là ci sarà pianto e stridore di denti. Quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciati fuori. I profeti sono coloro che hanno denunciato la, come dire, distinzione tra il rito e l'etica, tra il culto a Dio e il prendersi cura dei poveri. Il rito senza etica è magia. Il culto senza le opere di carità non è gradito a Dio. Dio non sa cosa farsene di questo culto. Il rito deve diventare etica, il culto deve diventare vita. Se no, né il rito né il culto ci salveranno. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi. Come scrive San Giovanni della Croce, facendo sintesi del capitolo 25 di Matteo, alla sera della vita saremo giudicati sull'amore. Quindi non sulla nostra appartenenza, non sulla parola ascoltata, non sul pane eucaristico di cui ci siamo nutriti, ma sull'amore, sui frutti che l'appartenenza, l'ascolto della parola, il nutrirsi del corpo e del sangue di Cristo hanno prodotto nella nostra vita. Su questo saremo giudicati. E allora potrà accadere che noi, che eravamo parte di una comunità cristiana, abbiamo ascoltato la parola, ci siamo nutriti del corpo e del sangue di Cristo, non avendo prodotto frutto, saremo esclusi dal regno, mentre altri, che non hanno ricevuto questi doni, ma che però hanno prodotto frutti di carità nella loro vita, entreranno nel banchetto eterno. Cari fratelli e sorelle, la vita è breve, passa via rapidamente. 4 settembre compierò 60 anni, non mi sembra neanche vero, sono volati. Quante volte ho sentito questa espressione, ora la dico anch'io, sono volati. La vita è una sola, passa via rapidamente. Se la metteremo a servizio degli altri, se faremo della nostra vita un dono d'amore agli altri, allora vivremo già qua sulla terra una vita vera, una vita bella, una vita buona, una vita realizzata, una vita che è anticipo di paradiso, è anticipo del banchetto dei cieli, della festa eterna, che sarà data dalla piena e definitiva comunione con Dio, con la Vergine Maria, con i santi, con i nostri fratelli e con le nostre sorelle. Se invece questa vita breve che passa via rapidamente la tratterremo per noi egoisticamente, allora questa nostra vita sarà una vita vuota, già qua sulla terra, inconsistente, assurda, senza senso, disperata, anticipo di inferno. E l'inferno è proprio questo, è la cristallizzazione per l'eternità di quella scelta di non comunione con gli uomini e quindi con Dio che ha caratterizzato la nostra esistenza terrena. E allora lasciamoci interpellare dalla pagina di Vangelo che abbiamo ora ascoltato. È un monito di Gesù, un monito per risvegliarci dal nostro torpore spirituale, risvegliarci unicamente per il nostro bene, per la nostra felicità, nel tempo e oltre il tempo. Amen. È la prima volta che salgo su un pulpito, fa un po' impressione.
Inizio ringraziando la confraternita per come custodisce questa chiesa, veramente un gioiellino, quindi grazie di cuore. Bene, ripercorriamo brevemente la vicenda biografica di San Rocco, perché la sua vita, come le vite dei santi, ha sicuramente di che istruirci. San Rocco nasce a Montpellier tra il 1345 e il 1350. Intorno ai 20 anni resta orfano di entrambi i genitori. Ascoltando il Vangelo, un po' come Francesco d'Assisi, decide di vendere tutti i suoi beni, donare il ricavato e partire in pellegrinaggio verso Roma. Allora 3 erano i grandi pellegrinaggi: Roma, quello per la Terra Santa e quello per Santiago de Compostela. Giunge in Italia, in un'Italia segnata da una estesa e grave epidemia di peste. E subito Rocco, da buon samaritano, si prende cura degli appestati. Ricordate cosa fa il buon samaritano? Vede, prova compassione, si avvicina, si prende cura. E così fa Rocco. Non solo, su suggerimento di un angelo, traccia un segno di croce sui malati di peste, li tocca e questi guariscono. E subito si diffonde la sua fama di taumaturgo. Giunge quindi a Roma, dove sta 3 anni. Guarirà anche un cardinale, che lo presenterà al Papa, che resterà impressionato dalla figura di Rocco. Riparte poi, dopo circa 3 anni, per ritornare a Montpellier. La peste continua. A Piacenza contrae lui stesso il morbo e allora si ritira in una capanna, alcuni biografi parlano di grotta, per non contagiare gli altri. E qui ogni giorno un cane gli porta un pezzo di pane che sottrae alla mensa del suo padrone, che è anche il signore del luogo, tal Gottardo Pollastrelli. Un giorno il padrone, incuriosito dallo strano comportamento del cane, lo segue e incontra Rocco e resta colpito anche lui da questa figura, al punto tale che decide di diventare suo discepolo. Rocco glielo sconsiglia, poi però, una volta guarito e ripartito, il nobile signore farà proprio questo. Venderà anche lui tutti i suoi beni, donerà il ricavato ai poveri e si ritirerà in questa grotta, in questo luogo solitario, vivendo da eremita e nella penitenza. Ad un certo punto, quando si trova a Voghera, un po' per le sue condizioni fisiche, un po' per la sua reticenza a declinare le sue generalità, viene arrestato con la falsa scusa di spionaggio. Gettato in carcere, qui vi resta dai 3 ai 5 anni, le cronache non sono precise a questo riguardo, e nella notte tra il 15 e il 16 agosto, tra il 1376 e il 1379, Rocco muore in carcere. Subito viene riconosciuta la sua identità, subito si diffonde la sua fama di santità, viene sepolto in un'importante chiesa di Voghera e poi il suo corpo verrà traslato a Venezia, dove attualmente si trova. Qualcuno dice che si trattò di un furto da parte di Venezia, molto probabilmente questo corpo venne acquistato da Venezia. La devozione a San Rocco si diffuse immediatamente per tutto il mondo cattolico
e certamente oggi Rocco è uno dei santi più venerati nella Chiesa cattolica. Quale insegnamento ricavare dalla sua vita? Beh, intanto Rocco ci insegna a relazionarci con i beni, a relazionarci in modo evangelico con i beni, e cioè a donare e a condividere ciò che ho e ciò che sono, nella convinzione che ciò che condivido, ciò che dono, lo posseggo, ciò che trattengo egoisticamente per posseggo, mi possiede, ne divento schiavo, diventa il mio vero Dio, a cui sacrificare tutto e tutti. E poi Rocco ha incarnato il comandamento del duplice amore, amor di Dio e amor del prossimo. Sono due amori tra loro inseparabili, non possono stare l'uno senza l'altro. Se cade l'uno, cade l'altro. Come dice Giovanni nella sua prima lettera, se dici di amare Dio che non vedi e non ami il prossimo tuo che vedi, sei un bugiardo. E nello stesso tempo però l'amor di Dio è condizione di verità, di possibilità e di trasparenza dell'amor del prossimo. Amare il prossimo che cosa vuol dire? Intanto chi è il prossimo? Il prossimo è chiunque implicitamente o esplicitamente invoca la mia vicinanza, il mio aiuto, la mia cura, la mia attenzione. Amare il prossimo vuol dire voler bene al prossimo, volere il bene del prossimo, volere per il prossimo quel bene che Dio vuole per lui. Ecco allora vi dicevo che l'amor di Dio diventa condizione di possibilità, di verità e di trasparenza dell'amore del prossimo. Intanto condizione di verità. Qual è il vero bene del mio prossimo? Soltanto se vivo in comunione con il Signore, attraverso l'ascolto della Sua parola, attraverso la partecipazione ai sacramenti, soltanto se vivo in comunione con il Signore ho la luce e la forza necessarie per scoprire qual è il vero bene del mio prossimo e realizzarlo. Dice, ma l'affetto non basta per scoprire il bene vero del mio prossimo? No, l'affetto non basta. A volte addirittura l'affetto diventa un ostacolo a scoprire il vero bene del mio prossimo. E poi da solo non ce la faccio a realizzarlo, perché le mie forze sono scarse, sono pronto a cedere ad ogni momento. Condizione di trasparenza. L'amor di Dio è condizione di trasparenza dell'amore del prossimo. In che senso? Beh, intanto quando aiuto una persona dovrei chiedermi perché la sto aiutando. La sto aiutando gratuitamente, disinteressatamente, oppure ho dei secondi fini? Ricevere l'applauso della gente, oppure un contraccambio di carattere economico, oppure ti aiuto, però d'ora in poi fai quello che voglio io, il dominio nella vita dell'altro. E l'elenco dei secondi fini potrebbe continuare a lungo. Quindi occorre sempre verificare alla presenza di Dio le proprie intenzioni, le intenzioni del proprio agire, per mantenerle trasparenti. Perché un'azione sia buona, non basta che sia oggettivamente buona, occorre che sia buona anche nella intenzione. E infine dicevo condizione di possibilità. A quale condizione io posso amare il mio prossimo senza continuamente ricercare me stesso? Lo posso fare custodendo la memoria che Dio mi ama per primo, che il mio nome è scritto nei cieli, che Dio mi ama di un amore smisurato, gratuito, incondizionato, immeritato. Se custodisco la memoria di questa qualità dell'amore di Dio, allora non ricercherò più me stesso nell'amare l'altro.
Cari fratelli e sorelle, chiediamo allora a San Rocco che ci aiuti ad avere un rapporto evangelico con i beni, con ciò che siamo, con ciò che abbiamo. Chiediamo a San Rocco di aiutarci a vivere ogni giorno il comandamento del duplice amore e così realizzeremo la nostra vera identità. Noi siamo esseri fatti per amare ed essere amati e saremo felici nel tempo e saremo felici nell'eternità. Così sia.